Una candidatura di territorio per cui molti comuni, ma anche la regione, la provincia, il terzo settore, i consorzi, veramente una candidatura che vede tutto un territorio unito assieme per dimostrare ancora una volta qual è il valore e il patrimonio consolidato che abbiamo tutti assieme. Una lunga storia, una lunga tradizione, ma anche un grande presente e un grande futuro. Sempre più turisti che arrivano sul territorio, sempre più eventi, 190 eventi abbiamo presentato questa candidatura per un valore di oltre 20 milioni di euro, questo dà la dimensione ed anche la cifra di quello che ormai siamo diventati. Dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo raccontare la storia del nostro territorio, una meravigliosa storia, e avremo modo di farlo anche tramite questa candidatura che va tra l'altro a inserirsi anche in un anno che vede i 150 anni del Ciarletti, per cui la prima scuola enologica d'Italia, una scuola enologica che ha una grande tradizione ma anche un grande presente, un grande futuro. Abbiamo parlato inoltre anche dei 150 anni dell'immigrazione, e questo anche per dimostrare che il nostro è un territorio che parla e dialoga con tutto il mondo, e questo ci rende fieri ed orgogliosi. Il tassello ha un lavoro importante che stiamo facendo come amministrazioni locali e come territorio in toto, e penso che abbiamo tutte le carte in regola per proporci, anche per vincerlo, per cui faremo tutto ciò che possiamo nel rispetto degli altri, ma anche consapevoli di quelle che sono le nostre priorità, le nostre capacità e anche e soprattutto il valore che portiamo insieme a questa candidatura. Tra qualche mese lo sapremo, ma ripeto, adesso dobbiamo ancora lavorare tanto, lo stiamo facendo, e il percorso è una parte già che ci inorgoglisce molto, perché è un percorso che abbiamo fatto tutti assieme nel rispetto di tutti, ma nella valorizzazione delle peculiarità di ognuno. 20 milioni di euro di iniziative, da dove arrivano? Ma molti arrivano dalla capacità che abbiamo avuto di intercettare fondi importanti a livello europeo e a livello nazionale, molti derivano dagli sponsor che abbiamo assieme a noi, molti derivano anche dalle amministrazioni comunali, regionali, provinciali, che stanno investendo molto sul marketing territoriale, ma stanno investendo molto anche sulle tante attività che già esistevano ma che oggi sono messe in rete.